Un caro saluto a tutti gli amici amanti della cultura, in particolare della musica classica, per questa nuova serata in onda su Radio Veneto 1, i social e, importantissimo, tutte le emittenti, sia radio che TV, collegate in tutta Italia in simultanea, come al mondo della cultura. Anche le nostre realtà sanno essere presenti in momenti istituzionali di grande rilievo, è dovere, ma eccoci al programma. Verrà eseguito il concerto per violino e orchestra opera 77, composto da Johannes Brahms all'età di 45 anni. È il suo primo lavoro concepito, e da subito, quale vero e proprio concerto. Per Brahms, a quell'età, era una sorta di ideale rincorso con fatica, non senza l'onere di qualche delusione, e ne è sortito un capolavoro, divenuto nel tempo a seguire uno dei più ambiti e vittoriosi cavalli di battaglia per i più grandi violinisti, e questo ancora oggi.
di Johann Sebastian Bach, Sarabanda.
Per la giornata della memoria, in commemorazione di milioni di vittime, gran parte del popolo ebraico, ma non solo, un celeberrimo brano dedicato alla nostra nazione da Felix Mendelssohn Bartholdy. Il grande musicista è nato in una agiata famiglia dell'alta borghesia ebrea e ha soggiornato a Venezia, a Napoli e a Roma. Il brano che vi proponiamo, la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 detta l'italiana, è uno dei suoi migliori esempi di composizione. Un sensibile pensiero a tutti quei geniali artisti del suo talento, e sono davvero molti, rimasti vittime di un tragico trascorso storico, criminale e incancellabile.
Ci auguriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta e mezza circa di buona musica classica. Grazie per il vostro ascolto e grazie a tutte le emittenti, le più importanti emittenti di informazione locale che hanno condiviso questa nostra passione per la cultura. Speriamo di aver fatto il nostro dovere con dignità. Grazie e alla prossima.